seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Piazza Ferretto, manifestazione dell'ANPI per ricordare l'omicidio di Erminio Ferretto. Parco Ponci, corteo di Forza Nuova contro lo spaccio di droga. Due manifestazioni in contemporanea a Mestre, a poca distanza l'una dall'altra. Alla vigilia si temevano tensioni, massiccio dispiegamento di forze dell'ordine per tenere a distanza i due cortei. Alla fine tutto si è svolto senza problemi. Nel cuore della città l'ANPI ha voluto manifestare non solo per ricordare il delitto di Ferretto, ma anche come risposta a Forza Nuova. Ci pareva inaccettabile che proprio in questa giornata in cui si commemora l'assassinio da parte dei fascisti di Erminio Ferretto, a Mestre ci fosse una manifestazione di una forza che chiaramente si richiama all'ideologia fascista. L'Italia è una repubblica nata dalla resistenza per ricordare Erminio Ferretto, giustamente, e per respingere gli attacchi delle destre che vorrebbero infangare il buon nome della nostra Repubblica. Poco distante Forza Nuova con striscioni e megafoni scende in piazza contro lo spaccio di droga. Ma la nostra battaglia è anche una battaglia contro la mafia nigeriana che sta prendendo in mano tutto il territorio italiano. Ma la manifestazione voleva anche ricordare l'aggressione subita lo scorso 22 dicembre da 4 militanti, tra loro anche Rudy Favaro. Per farci sentire che non abbiamo paura, nessuno ci fermerà nonostante questo, non stiamo facendo niente di illegale.